Boh. Siamo all'Albergo Ristorante Il Campanile in quel di Villafranca Padovana. A partire del mese di novembre l'associazione L'Altra Tavola, che è nata 22 anni fa a Padova con il patrocinio della rivista L'Etichetta di Luigi Veronelli, va bene, organizza questo percorso di 8 mesi. Ogni mese è dedicato ad un tema enogastronomico, con una singolarità però, perché alle 18:30 il Campanile ospita 8 comuni della provincia di Padova con interviste a rappresentanti di istituzioni, associazioni, imprenditori, gente che lavora nella filiera agroalimentare, per poi alle 20 andare a tavola con menù che sono interpretati con prodotti del territorio. Quindi c'è, diciamo così, proprio una sinfonia, un concerto, diciamo così, che dà spazio ai prodotti locali in tutta la loro realtà. Si parte il 20 novembre con il bollito. Roberta, che è una dei fratelli e delle sorelle, perché questa è una grande famiglia che gestisce questo bel posto, che tra le altre cose è un ristorante italiano nel mondo, cioè del marchio Ospitalità Italiana. Roberta, qual è il menù che ha come tema il bollito, no, di mercoledì 20 novembre? Allora, cominceremo con l'antipasto, i salumi e il prosciutto crudo. Prosciutto locale, dato da un'azienda locale, certo. Dato da un'azienda locale. Poi avremo il risotto con i fegatini. E anche qua c'è il Grumo della Tadessi, Villa Tacchi, abbiamo vari produttori, diciamo così, di riso. Buon riso, certo. Sì. Poi faremo il bollito misto. Il bollito per voi è un classico. Sì, con il manzo, la lingua, il cotechino, con le salse varie, il crème. Secondo stile, secondo tradizione. Sì. E poi avremo i biscotti, i dolci, sempre frutto di una pasticceria, di un panificio locale. Vini del Montello, nel Trevigiano, e un'altra singolarità infatti che non avevamo detto è che ogni mese ospitiamo prodotti e situazioni anche di altri territori, in modo da scambiarci così. Sì, quindi ci saranno i vini del Montello e ovviamente con i biscotti metteremo un vino da meditazione, diciamo, certo, no? Che certo. possa essere utile. Il costo della serata, deciso? Allora, il costo è 20 euro a persona. Nazionale popolare, proprio, cioè voglio dire, alla portata. Si tiene, quindi non sono serate enogastronomiche riservate solo ai ricconi, diciamo, no? Ma chiunque può accostarsi ad un prezzo del genere, considerato il menù e la qualità dei cibi che vengono interpretati. Bene, allora, questo è il primo spot, diciamo, no? dell'iniziativa. Saremo qua con la nostra troupe per le interviste, per commentare i piatti, mercoledì 20 novembre. Ai telespettatori, arrivederci. Bene.